Poche ore al Giro del Belvedere siamo con Igino Micheletto, il presidente del Comitato Ciclistico Regionale del Veneto. Presidente, una gara fantastica, no? Una gara internazionale, un richiamo per tutti gli appassionati del ciclismo. Beh, una gara che presenta 80 anni di storia e fa venire un po' i brividi dal punto di vista, per cui sono passati centinaia di atleti, migliaia di volontari. Non è solo il ciclismo, è una storia di un paese, di un territorio, come dice. Perché il ciclismo è un'aggregazione sportiva che mette insieme situazioni assai diverse, per cui è una grande gioia essere qui oggi a questo 80° Gran Premio che significa storia, tradizione, passione e competenza. Ecco, un grande applauso va fatto proprio agli organizzatori della Pro Belvedere che ogni anno rinnovano questa passione e riescono poi a richiamare un pubblico non solo dal Veneto, non solo da Villa di Villa, ma poi da tutta Italia. È uscito anche il libro Ultima curva a sinistra che ripercorre queste 80 edizioni e gli organizzatori hanno avuto richieste veramente da tutta Italia. Che il ciclismo è uno spettacolo importante, il ciclismo, perché porta uno spettacolo in giro per i paesi, per le strade, dentro le contrade. Ecco, per cui non è uno sport chiuso, che sono belli anche quelli, ma questo è uno sport che si dà alla gente, per cui va in mezzo alle persone, in mezzo alla gente. Ecco, io voglio sperare sempre che il ciclismo si faccia voler bene. Il nostro passaggio deve essere un passaggio di stile, un passaggio che accoglie, che incontra la gente, non che va contro la gente, per cui io vorrei sempre un ciclismo dal volto sorridente. Andando un po' più sul tecnico, questa è una gara con un percorso particolarmente selettivo, no? Per essere una gara under 23, è una gara comunque internazionale, bella tosta. La gara è selettiva, poi sappiamo sempre che la gara la fanno i corridori comunque, ecco. Però il percorso è selettivo, il percorso è sempre stato un percorso che arrivano un gruppetto a ranghi veramente ridotti, perché effettivamente la battaglia è lunga. Però la giornata oggi è strepitosa, è favorevole, per cui siamo in primavera e credo che lo spettacolo che offrirà questa edizione sarà senz'altro degno di un'80ª edizione. La storia è con noi questa volta. Il grande rammarico è che non sia con noi questa volta Ezio Stecca. Beh, Ezio, che naturalmente la vita è fatta così, e guardate che il ciclismo è uno sport che poi ricorda sempre tante persone. Abbiamo tante gare intitolate al ricordo di persone, significa che il ciclismo aggrega, ricorda, non così per tradizione, ma perché si sente dentro in un contesto in cui le persone che sono passate sono quelle che oggi danno la forza per andare avanti, per cui credo che questo sia un segno assolutamente positivo. Ezio ci ricorda, dall'alto ci assistirà e per cui viviamo questa giornata con grande entusiasmo, con grande gioia e ancora un grazie agli organizzatori, sono grandi. Ci divertiremo assieme a lui. Grazie Presidente. Grazie a voi e buona giornata.